Che candelora rappresentate? Noi rappresentiamo la candelora dei pescivendoli. Cosa rappresenta per voi la festa di Sant'Agata? Allora, la festa praticamente rappresenta noi con il cerio, siamo la luce, in poche parole, della festa. E la devozione per Sant'Agata, che portiamo praticamente luce per le strade, perché una volta non c'erano, in poche parole, tutte le luci per le strade, quindi c'erano questi ceri che giravano e facevano luce per Sant'Agata. Com'è rivivere per voi la festa dopo questo periodo di Covid? È un'emozione superiore rispetto agli altri anni, perché da 3 anni che appunto le candelore non erano per le strade, la gente è più entusiasta e siamo tutti quanti comunque più entusiasti. Viva Sant'Agata! Questa è la candelora del Circolo Sant'Agata. Cosa rappresenta per voi Sant'Agata, appunto la festa di Sant'Agata? È la nostra patrona, la nostra santa patrona, Santa Iduzza, la nostra santa patrona. A livello emotivo, Il livello emotivo è una cosa che senti tu dentro, perché è soggettivo. come mai appunto voi trasportate le candelore per tutto questo tempo? Passione. Da 3 anni che non c'è Santa Iduzza per le strade, per le vie cittadine, quindi la vedi in un altro modo, perché ce l'aspetti tutti gli anni con passione, quindi adesso c'è stata anche a Stanzia sta festa che pensavamo, e se c'è un problema di nuovo di Covid, di epidemia, poi alla fine Santa Iduzza ha messo del suo e siamo tutti qua. Che candelora rappresentate? Questa è la candelora del Monsignor Vendimiglia, detta di Sant'Agata. Cosa rappresenta la festa di Sant'Agata? Tutto per il catanese. E com'è riviverla dopo questi anni in cui non l'avete potuta vivere insieme? È stato difficile aspettare questi 2 anni, però riprendiamo. Noi non siamo un mestiere, ma siamo un quartiere di Catania, siamo il cerio del villaggio Sant'Agata, la 13ª candelora nata intorno agli anni 2010-2012, perché dopo 2 anni di pandemia e quindi di stop siamo veramente contenti e onorati finalmente di fare festa e di come dire, manifestare questa grande fede nei confronti della Santa Patrona. Ma la candelora è luce, il significato della candelora è luce, quindi il significato della luce è quello di illuminare il percorso quando passa appunto Sant'Agata.